Accordo raggiunto tra Regione del Veneto e sindacati per la stabilizzazione dei sanitari a tempo determinato che hanno lavorato durante il Covid. Dal 1° luglio sono entrati di diritto nell'organico della sanità del Veneto. I criteri che sono stati individuati sono quelli previsti dalla legge, e cioè avere al 30 giugno di quest'anno 18 mesi di servizio, di cui 6 mesi tra il 31 di gennaio del 2020 e il 30 di giugno del 2022. Si tratta di un accordo che scavalca la metodologia dei concorsi e assume a tempo indeterminato 53 sanitari, 109 professionisti sociosanitari, tra i quali 96 OS. Resta in ambito sanitario e sociosanitario però il problema di reperire nuovo personale. L'ULSS 2, per questo motivo, è costretta a richiamare in queste ore personale dalle ferie per non ridurre i posti letto. Per questo personale non sono i 15 giorni normali che può avere, insomma, ogni lavoro è faticoso, ma probabilmente sono i primi 15 giorni che questo personale fa da tanto tempo. Da un lato la partecipazione è sempre più scarsa ai concorsi, e dall'altro le molte richieste di mobilità di chi già è in servizio. E questo sta causando ovviamente molto stress tra i lavoratori, e dal 2019 a marzo di quest'anno noi abbiamo solo tra gli infermieri 2613 che si sono licenziati. Dal 2019 a marzo 2022 sono stati assunti in Veneto 1.582 medici, 2.915 infermieri. Nonostante questi numeri, la sanità ha perso con il Covid centinaia di lavoratori che sono tornati al sud, molti dove l'emergenza sanitaria ha costretto ad assumere anche le regioni che prima erano commissariate.